Sono più di 100 le farmacie vicentine che hanno già manifestato la volontà di aderire all'accordo regionale per la somministrazione delle vaccinazioni. L'intesa sottoscritta da Federfarma con la Regione Veneto prevede che possono essere vaccinati dai farmacisti tutti i cittadini che non presentano particolari fattori di rischio, rispettando l'andamento delle fasce di età indicate dalla Regione. Le farmacie, inoltre, saranno collegate all'anagrafe vaccinale regionale grazie a un'apposita app. Sono quasi 120 le farmacie vicentine che hanno aderito al progetto della vaccinazione in farmacia. È un risultato importante che va in linea con quello che è la volontà delle farmacie di diventare sempre più presidi territoriali della salute. Siamo riusciti a portare avanti questa iniziativa che in questo stato emergenziale sarà garanzia di tutela, ovviamente, e salvaguardia dei cittadini e soprattutto centrerà l'obiettivo di avere quei presidi, quei centri vaccinali di prossimità che diventeranno appunto anche le farmacie. Questa possibilità di eseguire le vaccinazioni solo ovviamente le classi indicate dal Ministero, dalla Regione, saranno delle vaccinazioni fatte in ambienti sicuri e con dei professionisti, cioè degli operatori sanitari finalmente riconosciuti tali, che sono i farmacisti. Alle farmacie aderenti, le ULS garantiranno i rifornimenti settimanali di Johnson & Johnson e di AstraZeneca, in quanto, come noto, più facili da conservare.